Il Centro Studi Innovazione e Tradizione oggi ha organizzato questo incontro sul prossimo referendum. Sì, il Centro Studi Innovazione e Tradizione si compone di diversi amici i quali vogliono, come dire, approfondire quello che è un dibattito culturale o nel nostro territorio, nella nostra provincia, sui vari temi che riguardano l'attualità, che riguardano la nostra terra. Ovviamente uno fra gli argomenti insomma, di attualità che riguarda appunto il nostro questo momento è appunto il tema referendario, la riforma dell'ordinamento giudiziario. Per questo si è pensato di aprirci al confronto con illustri relatori dove ci si confronta appunto fra le ragioni del sì e le ragioni del no. È chiaro che ciascuno può avere e ha una sua opinione, un suo punto di vista, però è giusto e corretto aprirsi al confronto con chi la pensa diversamente. Questo è il sale della democrazia e questo è lo spirito che anima il nostro centro studi. Chiaramente per quello che ci riguarda, immaginiamo che la separazione delle carriere, la terzietà del giudice, l'elemento dell'alta corte e del sorteggio sono tutti degli elementi che vanno nella direzione finalmente di una riforma necessaria. Però diciamo è un punto di vista ed è giusto anche aprirsi al confronto con chi la pensa diversamente perché è giusto che i cittadini si facciano una propria idea e una propria convinzione, un proprio convincimento. Infatti il convegno di questa sera non vuole avere diciamo, una finalità divulgativa, ma proprio di approfondimento sull'argomento. Ringrazio gli illustri relatori, il dottor Manfredi Coffari, che è il rappresentante della sottosezione della NM di Agrigento, il dottor Matteo Maria Orlando della Procura della Repubblica di Agrigento, che rappresentano le ragioni del no, e il dottor Roberto Passaroacqua, già magistrato del Tribunale di Catania, anche della Procura di Caltanissetta, che insieme all'avvocato Ignazio Valenza, presidente della Camera Penale di Agrigento, che rappresentano le ragioni del sì. Siamo contenti del dibattito e degli argomenti che si stanno affrontando. Ecco, sentiamo le ragioni del sì da parte dell'avvocato. Sì, questa riforma di cui ci stiamo occupando e che ci porterà alle urne per votare per il referendum appunto della riforma costituzionale sull'ordinamento giudiziario è una riforma che a parere delle Camere penali non potrà che portare bene ai nostri cittadini. La riforma sostanzialmente prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questa riforma attua l'articolo 111 della Costituzione che prevede che il processo si svolge tra le parti in posizione paritaria, nel contraddittorio tra le parti in posizione paritaria, innanzi a un giudice terzo e imparziale. Ora, un giudice per essere terzo non può appartenere allo stesso ordinamento dell'accusa. Attualmente il sistema prevede che giudici e pubblici ministeri facciano parte dello stesso ordinamento, facciano lo stesso concorso, abbiano la stessa formazione, facciano la stessa progressione di carriera, vengano giudicati in sede disciplinare da una sezione del Consiglio Superiore della Magistratura che è la stessa e conseguentemente sono dei colleghi. Orbene, noi riteniamo che la moglie di Cesare, oltre che essere illibata, deve apparire anche tale. Il giudice per essere terzo, oltre che esserlo per le qualità personali che lo stesso possiede, deve apparire tale. Il cittadino che si presenta innanzi a un giudice deve avere fiducia in quel giudice in quanto è equidistante sia dalla pubblica accusa che dalla difesa. Questa riforma costituzionale, separando le carriere, stabilisce che il giudice è una cosa e il pubblico ministero, cioè chi accusa, è un altro. Questa è una maggiore garanzia indubbiamente per i cittadini che noi sosteniamo come avvocatura penalistica, sosteniamo da anni e che realizza la parità nel contraddittorio innanzi a un giudice appunto imparziale ed equidistante. Ecco, per le ragioni del no sentiamo appunto il suo parere. Ma le ragioni del no sono quelle che l'ANM ha già
espresso in più occasioni e sulle quali io concordo integralmente. Questa riforma, così per come è formulata, non necessitava, diciamo, di una riforma di natura costituzionale. Se si voleva intervenire su alcuni argomenti, su alcune questioni effettivamente critiche come il sorteggio, lo si poteva fare con altri strumenti e in modo più meditato e ragionato e non con riforma costituzionale. L'argomento che però mi sento di dover evidenziare con più evidenza, insomma, è quello per cui la riforma alla fine non incide direi su quelli che sono i problemi veri della giustizia e su quei problemi su cui credo che la cittadinanza, il cittadino comune ogni giorno è interessato a sapere, quindi i tempi lunghi della giustizia, la certezza della pena, la carenza di magistrati, la carenza di personale e di risorse.